Miglio per femmine di 4 anni, questa sesta corsa dall'Arcoveggio, lo schieramento 1 Aurora Key, 2 Aria Petral, 3 Amore di Mago, 4 Athena Francis, 5 Antares 3, 6 Aspirinetta Oil, seconda linea 7 Abimega, 8 Avila dei Greppi, 9 Allure, 10 Angelica, 11 Achillea Jet, 12 Ecte di Girifalco, in terza fila 13 Allenergipool. Favore in chiusura per Antares 3, numero 5 Andrea Farolfi in sediolo, quota sotto la pari in questo momento. Macchina che accelera e stacca. Veloce Athena Francis che conquista subito la corda, all'esterno c'è Antares 3, parte discretamente anche Amore di Mago, al largo c'è Angelica. Intanto conduce Numero Athena 13 Francis, Pool Energy Pool squalificato, squalificato. insiste all'esterno Numero Antares 3 11 Achillea e Jet ottiene squalificato. strada in meno di 300 metri, la squalifica anche per Achillea Jet. Intanto Angelica rimasta all'esterno si trascina all'Ur e la nuova battistrada completa in 29,4 i primi 400 metri, va via di Lena, 2 lunghezze abbondanti avanti ad Athena Francis. Terza posizione lungo la corda per Amore di Mago, al largo c'è anche Act di Girifalco che ora viene via in terza ruota dopo 600 metri in 44,6. Davanti però c'è sempre Antares 3, cerca di riavvicinarsi a Athena Francis lungo la corda, all'esterno c'è sempre Angelica, insiste nella sua progressione, intanto Act di Girifalco che va ancora in terza ruota quando siamo all'attacco della penultima curva, sospingendo Angelica su Athena Francis. Antares 3 sta per completare il chilometro iniziale in un veloce 1:14,4. Seconda posizione per Athena Francis, poi Angelica e Ecte di Girifalco, le altre faticano a seguire il ritmo. Antares 3 all'ingresso sulla curva conclusiva mantiene una di margine su Athena Francis, mentre sposta nuovamente in terza ruota Ecte di Girifalco che sopravanza Angelica e tenta di avvicinare le prime due. Antares 3 però allunga ancora, all'ingresso addirittura a 2 lunghezze di vantaggio su Athena Francis e Ec di Girifalco che si impegna nuovamente a centropista. Ultimi 100 metri di gara con Antares 3 in vantaggio. Antares 3 nel finale controlla e vince, secondo posto sul palo per Ec di Girifalco che piega Athena Francis. 1:14,5 con 31,1 a chiudere ma 29 di penultimo quarto. Andrea Farolfi a segno con Antares 3 per conto di Pietro Gubellini, percorso di testa vincente con Antares 3 che coglie così una eccellente affermazione. Il secondo posto per Ec di Girifalco che corre comunque molto molto bene, piegando nel finale Athena Francis. 1,81 la quota per Antares 3, Andrea Farolfi in sediolo, Pietro Gubellini al training.